ricche di amore, riconoscenza, passione, sacrificio e rispetto. Sono cariche di valore le storie degli infermieri e le testimonianze dei pazienti e dei cittadini che sono state proiettate sugli schermi negli ingressi degli ospedali dell'azienda ULSS 8 Berica in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere. L'iniziativa Le parole che curano è stata ideata per raccontare il valore e l'importanza della professione infermieristica e per rivolgersi a tutti coloro che nel corso della propria vita hanno incontrato o incontreranno un infermiere. Le frasi sono state proiettate nei presidi ospedalieri di Vicenza, Arzignano, Valdagno, Noventa e Lonigo. Coinvolti 2600 infermieri dell'area berica. Ognuno ha potuto raccontare in forma anonima le proprie esperienze, riflessioni o storie vissute tra i corridoi dell'ospedale per esprimere il significato che si cela dietro al lavoro quotidiano. Allo stesso modo anche pazienti e cittadini hanno potuto fare lo stesso, scrivendo su apposite lavagne parole o frasi che descrivessero cosa rappresenta per loro la figura dell'infermiere. In totale sono state raccolte 1 migliaio di testimonianze. Gli spazi ospedalieri si sono così trasformati in luoghi di riconoscimento, dove poter valorizzare il lavoro che ogni giorno gli infermieri compiono per aiutare il prossimo.